Nuoro e Nuresi hanno abbracciato i giganti della Dinamo Sassari, che anche quest'anno ha scelto la città per completare il suo percorso di avvicinamento alla stagione agonistica e in particolare alla finale Supercoppa che il 23 settembre la porrà a Venezia, Milano e Trento. In un Pala Don Bosco tutto esaurito, la Dinamo Sassari del coach Pasquini ha conquistato l'edizione 2017 del Trofeo di Nuoro, superando col punteggio di 109-76 la Dinamo Academy Cagliari del coach Paolini. Una festa allo sport promossa e organizzata dalla società Ichnos Nuoro del presidente Salvatore Sanna, insieme al comitato provinciale della Federbasket presieduto da Luca Pala e col supporto del comune. Un evento che ha ribadito come la Dinamo Sassari sia il simbolo del basket in Sardegna, rappresenti sui parquet di tutta Italia e in Europa gli appassionati sardi. I giganti sassaresi e cagliaritani non si sono risparmiati, dando vita ad una sfida interessante tecnicamente, anche se il divario tra le due formazioni è stato evidente. La Dinamo, grazie anche alla grande prestazione di Marco Spissu, MVP della sfida, ha preso il sopravvento fin dall'avvio portandosi sul 9-0, anche se la Dinamo Academy non ha mollato andando sul 14 pari, ma il divario tecnico di preparazione alla fine ha pesato e le due squadre sono andate a riposo lungo con la Dinamo Sassari in vantaggio sul 55-38. Un gap che è cresciuto nella terza frazione, tanto che i sassaresi hanno chiuso sull'86-53 e di fatto ipotecando la vittoria finale. L'ultimo quarto ha ratificato l'ultimo momento di forma della Dinamo, che ha fissato il punteggio sul tabellone sul 109-76. Poi via la festa con la consegna del trofeo di Nuoro da parte del sindaco Andrea Sudu e il consueto bagno di folla con i tanti appassionati nuoresi e minicestisti della Ichnos, che per il secondo anno consecutivo ha accolto nella propria sede i giganti del basket sardo.